Ha picchiato, umiliato, minacciato e offeso la moglie per 28 anni. L'ha fatto anche davanti ai figli, dinanzi ai quali ha offerto la peggiore immagine di sé. L'ennesimo caso di violenza domestica scoperta dai carabinieri ci porta a Spinea, all'interno di una famiglia che potremmo definire all'apparenza come tante, certamente estranea a situazioni di degrado. Ieri pomeriggio finalmente la donna è stata sottratta dalle grinfie del marito che negli anni l'ha percossa, aggredita fisicamente e verbalmente, l'ha sottoposta a umiliazioni frustranti e minacciata di morte. I carabinieri hanno arrestato l'uomo, un sessantenne veneziano accusato di gravi maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali dolose. Le violenze contro la povera donna andavano avanti da decenni, eppure ai figli della coppia, uno di questi minorenne, non è stata risparmiata l'umiliazione di vedere la propria madre costretta a denudarsi e successivamente lasciata su un pianerottolo chiusa fuori dalla porta di casa. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Venezia sono riportati innumerevoli episodi accaduti fra le mura domestiche, episodi terribili e gravi oltre l'immaginabile, cui hanno fatto da contraltare reticenze e silenzi indotti proprio dalle minacce, estese probabilmente anche a vicini, conoscenti e parenti, che sentiti in qualità di testimoni hanno confermato lo stato aberrante di violenza che andava avanti almeno dal 1990. Il quadro è stato messo a verbale dai militari dell'Arma che hanno depositato gli atti alla magistratura. Ieri pomeriggio il sessantenne è stato portato temporaneamente all'ospedale per la gestione dell'emergenza e successivamente in struttura adatta alla detenzione e alla cura.